prima dell'approvazione della finanziaria, perché vedete sono utili, quindi apprezzo che io ieri sera avevo auspicato e vado in controcorrente da quanto sostenuto da altri deputati, ma apprezzo invece l'impegno dell'assessore Caltabellotta nel portare qui il riordino, perché badiamo bene, i consorzi di bonifica servono solo ed esclusivamente laddove ci sono degli impianti di irrigui, laddove ci sono le dighe. Quindi averne previsto due credo che sia più che legittimo. Ricordiamo che ogni consorzio di bonifica ha un direttore generale, degli ingegneri, un collegio di revisori, delle sedi e delle spese di funzionamento. Io credo che in un momento così delicato, in cui mancano i soldi per i trasporti, per i disabili, eccetera, mantenere questi apparati sia veramente irriguardoso anche per una finanziaria che propone il governo e che deve avere come principio quelle riforme strutturali e di contenimento della spesa. La salvaguardia dei livelli occupazionali penso che sia garantita, perché con il riordino della forestale i dipendenti dei consorzi di bonifica possono andare ed essere assorbiti dalle aziende foreste per la redazione di progetti, per gli studi sui distretti idrogeologici. Quindi per quello che mi riguarda io credo che il governo vada nella direzione che era stata già richiesta e prospettata dalla sottoscritta. Grazie.